blitz è scattato a mezzanotte e mezza quando gli operatori della questura di Treviso con gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco hanno fatto irruzione all'interno del locale Oxygen di Villorba. Stop alla musica a palla, stop alla danza, festa finita per circa 500 ragazzi, quasi tutti ventenni e tutti accalcati fra loro come se il Covid non esistesse nelle relative norme di contenimento. Da qui il rosario di contestazioni mosso al titolare del locale, amministrative e penali, ma accertamenti sono in corso. Nessuna multa è stata fatta agli avventori invitati a uscire in maniera ordinata, né al momento si prevedono conseguenze sanitarie, vedi screening di massa. Di certo immediata è stata la chiusura. Questo locale intanto è stato chiuso nell'immediatezza per 5 giorni, così come è previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del Covid. Covid a parte, sono stati trovati estintori non revisionati e uscite di sicurezza ostruite, insomma nel caso di evacuazione sarebbero stati guai seri. Oltre al fatto che si tratta di un locale che non era assolutamente autorizzato per lo svolgimento di intrattenimento danzante al suo interno. E senza autorizzazione è risultata anche la terrazza esterna usata per accogliere più avventori adibita a bar, insomma una giungla a sentire la questura che annuncia ancora più controlli in tutta la Marca. Per quanto ci riguarda, noi nei prossimi giorni attueremo altri servizi per prevenire situazioni di evidente rischio come questa, che sia il rischio che purtroppo riguarda sia gli avventori, soprattutto giovani, ma che riguarda anche le famiglie degli stessi. Un fatto questo di Villorba che ha fatto il giro d'Italia nelle ore in cui il governo sta definendo il nuovo DPCM e studia una stretta sulle feste private e sulla movida. Cerchiamo di proteggere le persone, i nostri concittadini, e per questo chiediamo un ulteriore sforzo che assolutamente è lontano dallo sforzo fatto a marzo, quindi quello del lockdown. Noi non vogliamo che il Paese ricada ancora in un altro lockdown.